Allora, cercavamo di capire un po' il dietro le quinte. Andiamo adesso sottoterra, perché lo speleologo lavora proprio nelle cavità della roccia, è una zona anche carsica, con particolarità anche inesplorate, ma qual è il vostro lavoro? Come nasce appunto? Si diceva, l'avevo chiesto al collega, la stessa cosa chiedo anche a lei. Sì, anche da noi la Quindi competenza di base ci deve essere. deve essere quella di avere una formazione speleologica. Lei era speleologo? Io sono nato come speleologo, prima avevo cominciato anch'io a fare alpinismo, poi mi sono convertito al buio delle grotte. Cosa è scattato? Ma curiosità di provare a vedere un ambiente diverso, e un ambiente che poi mi ha affascinato, insomma, dal punto di vista proprio della... E passare poi col soccorso alpino? E poi col soccorso alpino è un po' un passaggio dovuto a quando si comincia a fare un certo tipo di attività, un'attività magari un po' impegnativa, un po' più di un certo livello, ci si rende conto con una sorta quasi magari di egoismo, insomma, di dire: ma se mi succede qualcosa qua, chi viene a tirarmi fuori? E questo spinge a dire: ma se succedesse a qualcun altro dei miei compagni la stessa cosa, voglio essere in grado di poter dare una mano. Allora all'interno dei gruppi speleologici di solito nasce questo percorso, insomma, quando uno poi arriva ad avere una certa competenza insomma, anche tecnica, dice: posso provare a dare qualcosa in più e a fare anche questo impegno maggiore, che è quello di dedicarsi al soccorso, insomma, che chiaramente è un impegno... Anche lì, per diventare soccorso alpino speleologico, un po' lo stesso iter? Cioè sì, l'iter è simile, c'è una, diciamo, griglia d'ingresso, di ammissione, in cui vengono valutate le competenze, insomma, tecniche speleologiche, e anche le attitudini che uno ha. Uno deve essere sicuramente, perché non è detto che un ottimo speleologo poi possa diventare un ottimo soccorritore, insomma, ci vuole anche un'attitudine a mettersi anche in gioco, a mettersi anche a disposizione degli altri. Perciò viene valutato sicuramente l'aspetto tecnico, che deve essere, diciamo, ineccepibile, e l'attitudine che uno può avere, insomma, a entrare nel soccorso. Perché tra l'altro, se nelle difficoltà la persona stessa che deve portare aiuto non ha le competenze necessarie, diventa essa stesso un problema, o un rischio, o mette a rischio delle altre persone, tra l'altro, no? Poi bisogna anche rendersi conto che è un'attività di squadra, sia quella del soccorso alpino che quella del soccorso speleologico. Entrambe sono delle attività che si riesce a portare soccorso perché c'è una squadra che lavora, una squadra fatta dai tecnici che lavorano, da chi coordina le operazioni, e da chi è in esterno, nel nostro caso in grotta, ma di chi ha il campo base, insomma, nel caso del soccorso alpino. Ed è una macchina che funziona perché diciamo, funziona proprio l'essere un gruppo che lavora bene, una squadra. Ci sono dei protocolli di azione? Chiedo a lei, dopo anche la stessa cosa. Sì, noi abbiamo una serie intanto dei protocolli che ci legano, come diceva Alberto prima, al Servizio Sanitario Nazionale, insomma al 118, a cui noi dobbiamo chiaramente rispondere con delle tempistiche, con dei comportamenti che sono normati proprio dai protocolli. E poi abbiamo dei nostri protocolli interni, insomma, delle nostre procedure che regolano un po' tutta la nostra attività. Quindi quando si interviene in certi casi ci sono delle azioni che devono essere fatte, perché sono codificate. Degli step, ad esempio, non so, muovere in un certo modo le squadre, la squadra di primo intervento, nel nostro caso la squadra che porta poi il telefono, la squadra di recupero, e poi tutta anche la movimentazione, insomma, all'interno dell'infortunato, all'interno della grotta durante il recupero, è gestita, insomma, secondo degli schemi operativi che sono stati testati e che vengono testati sempre nell'attività addestrativa. Non so se vi ricordate che tempo addietro è stato quel gruppo di ragazzini in Thailandia che sono rimasti imprigionati accidentalmente, vabbè, o imprudentemente, non si sa, in quella cavità sotterranea. Avete seguito, lei ha seguito quella vicenda? Perché so che da tutto il mondo sono intervenuti. Sì, noi abbiamo seguito, e come soccorso italiano siamo stati anche abbastanza protagonisti, insomma, di questa vicenda. E siamo stati anche noi come tecnici, avevamo i tecnici della nostra delegazione che erano pronti per partire. C'era stato un allarme, insomma, a livello internazionale, ci si è riusciti a muovere e ad avere una squadra, che è la squadra poi inglese, che è riuscita a operare sul territorio
efficace, e lì c'è da dire che si era in una zona in cui non c'è assolutamente nessun tipo di soccorso organizzato, infatti quello perciò è stato chiedere, tutto assolutamente improvvisato da delle persone che non avevano nessuna competenza in materia, perciò avevano grande buona volontà, i Navy Seals della Thailandia che sono intervenuti, ma non avevano nessuna competenza tecnica per riuscire a operare in quell'ambiente. Infatti, e neanche conoscenza dell'ambiente stesso. neanche conoscenza dell'ambiente. Gli unici che sono riusciti poi fortunatamente la cosa poi è stata, diciamo, un po' presa in mano da questo gruppo di speleosub inglesi che sono del soccorso del Derbyshire, che sono tra i più forti speleosubacquei che ci sono al mondo. Ah, addirittura? Sì, uno di quelli che li ha raggiunti è Rick Stanton, che è uno dei più forti speleosubacquei, insomma, attualmente in circolazione, ed è un gruppo molto affiatato e con le idee molto chiare, insomma, su come ecco, qual è la caratteristica a cui magari lei, come parte di un gruppo, ambireste ad acquisire, ad avere, che magari ancora non c'è o che si potrebbe avere rispetto ad altri gruppi, come lei ha detto, quello inglese molto forte, eccetera, oppure se siamo già a dei buoni livelli? Io penso che come soccorso alpino e speleologico italiano siamo al top a livello mondiale, insomma, come preparazione tecnica e come schemi operativi, insomma, siamo sicuramente tra i soccorsi organizzati migliori a livello mondiale, insomma, sia per la capacità dei tecnici e per la struttura che c'è intorno. Per lei invece un episodio che le è capitato di seguire particolarmente insidioso, oppure a distanza, che si è verificato e che l'ha colpita? Ma guardi, con il ruolo di delegato della zona, comunque bene o male, almeno per conoscenza, io sento tutto quello che riguarda tutti gli interventi che succedono nella zona delle Prealpi. E ogni intervento ha sempre delle peculiarità a sé stanti, qualche problema, qualche difficoltà, qualche imprevisto. Io personalmente il mio vissuto, diciamo, che forse mi ha segnato di più, è stato il mio primo intervento in valanga reale, che chiaramente non è stato qua sui Colli Ugani. In cui, anche con la neve? Sì. Mi trovavo per un addestramento in montagna, diciamo in zona Marmolada per capirci, e lì il gruppo che era lì è stato chiamato perché c'era stata una grossa valanga vicino a una pista nella zona del Passo Giau, e siamo stati lì trasportati sul posto e là siamo intervenuti, diciamo, su questa valanga. E questo sicuramente è stato per me uno degli interventi che mi ha segnato di più, perché non capita per fortuna tutti i giorni di avere a che fare con cose del genere, soprattutto noi che siamo più verso la pianura. E quindi lì vedere così tante persone che lavoravano, l'organizzazione, la gestione delle persone in valanga, la ricerca, elicotteri che girano, cani, 1000 forze impiegate, è stato veramente una cosa molto impressionante. Sì, molto. È stata una prova tosta. Sì. Ecco, strumentazioni tecniche, cominciamo dalla zona in superficie, quindi montagna, neve o non neve, che dotazioni ci sono per quanto riguarda il soccorso alpino, e poi vediamo strumentazioni tecniche che possono colpire di più, che magari appunto uno non si immagina invece per quello che riguarda la zona speleologica. Ma allora, a parte quello che potremmo definire i dispositivi di protezione del singolo volontario, quindi imbragature, corde, attrezzatura di chiara derivazione alpinistica, che ogni volontario deve assolutamente sempre avere per la sua propria sicurezza, che prima vengono di tutto. Fornite dall'associazione. Assolutamente. Quindi. Poi siamo dotati di attrezzature particolari di trasporto, tipo barelle speciali, che ci permettono di portare una persona infortunata anche in ambienti molto stretti e in parete. Anche in parete? Sì, sì, assolutamente. Barelle che possono essere recuperate anche con i vericeli dagli elicotteri, per cui materiale che è stato specificatamente studiato per questo tipo di soccorso molto, molto particolare. Quindi c'è un'avanguardia anche da questo punto di vista? Sì, molti dei nostri istruttori a livello nazionale collaborano con aziende che producono materiali nella ricerca al fine di cercare sempre di trovare nuovi dispositivi sempre più performanti, sempre più adeguati alle necessità che andiamo, perché chiaramente sono ambienti molto di nicchia e dove avere un dispositivo che ti semplifica un po' la vita può accorciare molto i tempi, sì. E quindi salvare delle vite, insomma. Assolutamente. Poi si parlava prima fuori onda dei droni che potrebbero essere utilizzati, ancora siamo in una fase... Sì, questo nell'ambito della ricerca persone, che negli ultimi anni, anche questo è un settore su cui siamo sempre chiamati sempre più spesso.
abbiamo iniziato a fare delle prove con dei droni per vedere se è possibile sostituire le persone che a piedi vadano a verificare posti molto impervi, oppure elicotteri che devono essere tolti ad altri servizi magari più urgenti per fare sorvoli. Il drone sembrerebbe essere un buon strumento perché appunto è veloce, è piccolo, per cui si infila in posti anche molto stretti. E non mette a rischio la vita di una persona. E soprattutto non mette a rischio la vita di nessuno. Infatti. Per voi cosa c'è? Per noi oltre alla capacità straordinaria delle persone, perché sì, questa è la base per tutti. Quella è la base per tutti. E per noi, partendo dalla cosa più banale che può sembrare, le comunicazioni in grotta si possono fare solamente via cavo, perché le radio e i telefoni non prendono. Caspita, è vero, questa cosa, banalmente perché sembra una stupidaggine. È una stupidaggine, però se c'è un intervento a 10 km dall'ingresso bisogna stendere banalmente 10 km di cavo telefonico, di doppino telefonico, e parlarsi con delle cornette telefoniche autoalimentate. Perciò proprio questa è la base, insomma, poi di un intervento, perché possa poi andare a buon fine, è quella di avere comunicazioni con l'esterno, e soprattutto quando è un intervento sanitario, cioè praticamente sempre. E perciò queste non sono magari tecnologie avanzatissime, però la base appunto è questa. Banalmente in grotta non ci si riesce a parlare con i telefoni e con le radio. Respirare? Però, respirare si respira in grotta, sì, quello non è un problema. Però abbiamo il problema ad esempio degli ambienti stretti, degli ambienti molto, molto angusti, dove non riusciamo a far passare, a volte fa fatica a passare lo speleologo da solo, togliendosi magari l'imbrago, perché sono dei passaggi dove ci si deve contorcere, e lì è impensabile. Può capitare che ci sono anche persone... Se c'è qualcuno che si fa male oltre questi passaggi stretti, questi passaggi devono essere allargati, e di conseguenza c'è necessità di utilizzare delle microcariche esplosive per riuscire ad aprire, e perciò noi abbiamo al nostro interno dei fochini che sono abilitati a fare questo tipo di attività, e che chiaramente hanno elaborato una serie di tecniche, di procedure per riuscire a far questo. Il trasporto anche dell'infortunato, solamente il trasporto della barella, anche noi adesso si sta lavorando su delle barelle che possono essere smontabili e rimontabili nelle parti più larghe della grotta. Per la parte poi speleo subacqueo, ad esempio, lì abbiamo chiaramente un'evoluzione del materiale tecnico adesso con i rebreather, con gli scooter subacquei, che permettono di fare permanenze molto lunghe e delle penetrazioni all'interno delle grotte importanti. Importanti, infatti. Volevo chiedere un po' a lei, le persone, quali attrezzature di base, volevo chiedere anche a lei, dovrebbero avere con sé, quindi nello zaino, per la prima situazione di emergenza, che invece tante volte uno non ci pensa, non ce l'ha, ce l'avevano magari i nostri genitori, i nostri nonni, che erano abituati ad avere il pacchetto base dello zaino, adesso invece... Ma allora guardi, banalmente quello che si vede che manca molto spesso è anche una semplice giacca e un pile. Quindi in montagna bisogna sempre avere... Quando si parte per andare a fare un'escursione, si parte da Padova che ci sono 38 gradi e magari si va a fare un giro anche solo a 1500 metri, dove in questi giorni per esempio tutti i pomeriggi fa temporale e la temperatura scende di 10-15 gradi nel giro di 20 minuti. E io capisco quindi l'imprevisto è anche la termico. Sì. Quindi essere chiaramente preparati per quello che si va a fare, quindi fisicamente. Essere attrezzati, nel senso andare con le scarpe adeguate, i vestiti adeguati, ma sempre pensare che stiamo andando in un ambiente dove l'evoluzione anche solo atmosferica è continua, è repentina e può appunto portare a situazioni dove si è visto tantissime volte a luglio che fa 10 cm di neve. Quindi non pesa una giacchetta antivento, un K-Way, portarsi un po' di acqua da bere, portarsi sempre qualcosa da mangiare, perché non si sa mai che capita che si sbaglia sentiero, si sta fuori 2 o 3 ore in più del previsto. Quindi la barretta energetica. Esatto, avere qualcosa di minima sussistenza è sempre importante. E poi bussola come una volta oppure no? Perché ci affidiamo tanto al cellulare, poi non c'è campo, il cellulare magari si scarica. Non affidiamoci appunto solo alle tecnologie, perché sono comodissime ed è bene averle, è bene saperle utilizzare,
utilizzare, perché molto spesso anche per i soccorritori la geolocalizzazione. Esatto, di poter avere le coordinate tramite il cellulare è importantissimo. Se però il cellulare non prende non possiamo essere in panico, quindi la vecchia cartina topografica, e bisogna saperla leggere, e quella è quella che ci tira fuori dai problemi anche quando non c'è batteria, non c'è campo e non c'è visibilità. E la bussola per orientarsi? Sì, la bussola è comoda, ripeto, sono strumenti che bisogna saper utilizzare. Quindi manca anche la competenza di questo. La bussola indica il nord, ma se noi non sappiamo poi cosa farcene del nord è uno strumento che non... E avere delle pile per illuminare qualcosa, cioè perché ormai appunto, tutto è concentrato nel cellulare, però se questo viene meno, certo. Panico. Quindi... Assolutamente sì. Anche per fare delle segnalazioni. Sì, una pila frontale per avere così le mani libere, potersi muovere, anche camminare o tenere una cartina in mano col buio per fare delle segnalazioni è sicuramente una dotazione minima, leggera, che non costa tanto e che è bene avere nello zaino. Poi una di emergenza, ma proprio anche qui molto economica, ma che può fare la differenza, è quel telo termico, che sembra quel foglio di alluminio che vendono un po' ovunque ormai, che costa veramente poco, ma che ci permette di isolarci sia dal caldo che dal freddo nel caso in cui dovessimo essere presi proprio in una situazione di improvviso bisogno, e con pochissimo si riesce veramente a sopravvivere, insomma. Il kit di pronto soccorso è utile oppure... Assolutamente sì, è chiaro che anche quasi qui... nessuno ce l'ha. Sì, anche qui non è sufficiente averlo, bisogna avere un minimo di capacità sul cosa fare, ma per disinfettare una ferita... Cioè il classico morso della vipera, no? Che ti capita... Sì, beh, lì diciamo che il kit di primo soccorso ha poca utilità, però per una persona ferita, che scivola, storta, che magari si fa un taglio, un graffio, diciamo per quello che può essere il primo soccorso sul posto, avere un minimo di dotazione è importante e soprattutto saperla utilizzare. Tutto saperlo utilizzare. Comunque bisognerebbe avere questi elementi qui, bisognerebbe averli, insomma. Per voi è più complessa la situazione, però anche magari sono persone più preparate, quelle che si avventurano sottoterra. Sì, perché da noi diciamo che manca tutta una fascia che è quella dell'escursionismo. Infatti. Perché chi si avvicina all'ambiente ipogeo, soprattutto nelle grotte che abbiamo da noi, sono tutte grotte che hanno un andamento tendenzialmente verticale, in cui vengono richieste delle capacità tecniche già più elevate. Ci sono alcune grotte come il Buso della Rana che sono delle grotte molto frequentate anche dal punto di vista diciamo quasi escursionistico, però nella maggior parte dei casi le persone che si avvicinano alla speleologia e che la praticano hanno già una preparazione, anche perché è un'attività che viene quasi sempre svolta all'interno dei gruppi speleologici che sono gestiti o affiliati al CAI o alla Società Speleologica Che cos'è Italiana. che secondo lei sarebbe importantissimo che tutti avessero per agevolarvi nel lavoro poi quando nella sventurata ipotesi fosse necessario l'intervento? Bisogna prima di tutto programmare l'uscita in modo adeguato, prima controllando le previsioni meteo che per noi sono molto importanti, soprattutto decidere una meta che sia alla portata di tutti i partecipanti all'uscita, avere un minimo di kit di emergenza, perciò un telo termico, un lumino per scaldarsi, un piumino, qualcosa per permetterci di restare all'interno della cavità, qualsiasi cosa potesse succedere anche per qualche ora, e soprattutto organizzarsi e essere almeno in 4 quando ci si muove. In 4, questa è un'altra cosa importantissima. Comunque in montagna magari sempre in 2 almeno, invece in superficie. Ne parliamo subito dopo. Pubblicità velocissima, poi torniamo insieme.